Buongiorno a tutti, mi sono Sara per l'Istituto Ladin per il programma Entrare alla nostra dente. In questo sono in Agort perché è appena stata inaugurata una mostra che si chiama Faccia a Faccia e la raccoglie praticamente tutti i ritratti dei ragazzi del CEU, del centro diurno di accoglienza per disabili. In cui sono qua con Michele. Michele è uno dei bocce del Studio 34. Adesso si può spiegare che è lo Studio 34. Ciao Michele. Ciao Sara, ciao a tutti. Studio 34 è un'associazione culturale della quale fa parte mia sorella e un pochi di Tosat. È un'associazione che è nascita in concomitanza con Faccia a Faccia perché è diventata, tra virgolette, una conseguenza della mostra che siamo andati ad allestire. Hai capito? Ma allora ne spiegati un cin come che lei nascista sta roba? C'è l'idea e lo nascesse prima la mostra, prima lo spazio, l'allestimento? Ne spiegati un cin come che l'hai dovuta di su? Sì, diciamo che mi sono cattato con Ottavio, che è un mio amico che conoscono tutti da diversi anni, e lui segue tutti i bocce lassù al centro diurno. E mi diceva che voleva fare questa mostra, aveva tutti questi quadri e mi ho detto, va bene dai, sarebbe bello farla, ma ti volete farla onde? E mi piacerebbe farla là da te. E allora ho detto, va bene, famla là da me, quanti quadri hai tu? 32. 32 e tanti quadri. Allora avevamo deciso di square quel che era tutte le porte d'ingresso all'Androne, qua onde che siamo adesso, e avevamo detto con questa struttura creo uno spazio il più neutro possibile che possa accogliere la nostra mostra e mostre future. Quindi se ci mettesti all'opera il fine settimana come che fa tutti con noi lavora e avevamo fatto tutto quel che si vede adesso e avevamo messo su tutti i pannelli, i neon insieme a Riccardo e altri bocce che ne hanno dato una mano e avevamo creato l'allestimento per Faccia a Faccia che è appunto stata la mostra, che è la prima mostra che inaugura lo spazio. Allora a me mi pare di capire che questo spazio non è stato allestito solamente per questa mostra. E lo qualche progetto futuro, diciamo, è un spazio disponibile aperto a altre esposizioni? Sì, diciamo che questo spazio ne dà la possibilità di fare un sacco di mostre e anche diciamo, non solo che di pittura, ma per esempio che può essere scultura, installazioni, appunto per il fatto che è molto neutro, dopo diciamo che è un bel posto perché è in centro ad Agort, è in palazzo storico e quindi anche questo potrebbe essere di aiuto tanto a noi. Come associazione, come Studio 34, noi si voleria anche andare fuori sicuramente, creare delle installazioni, far vai al di fuori di questo spazio. Un'idea che ho in testa è quella di fare una mostra di pittura con Tosat con un mio amico in un posto insolito, diciamo, fuori al normale, che potrebbe essere un bosco piuttosto che una casa disabitata e questo sarebbe secondo me un evento da proporre al più presto. Di conseguenza dopo questa mostra mi piacerebbe fare qualcosa con le luci, con l'audio, qualcosa che non sia proprio la pittura ma cambiare subito di nuovo per cercare di tenere vivo e fresco sia lo spazio sia l'impronta del Studio 34. Ecco. E Michele, tutti i lavori che avevi fatto, gli stati documentati in qualche maniera anche gli era fatti? Sì, diciamo che una roba curiosa e carina è il fatto che da quando abbiamo cominciato a costruire proprio la struttura che si vede, avevamo filmato il tutto in diverse tranche e l'avevamo messo in video che si può vedere che veniva a visitare la mostra, che è un video accelerato dove si vede noi che si monta tutta la struttura e è carino perché viene sotto questa musica elettronica, viene un po' di spezzoni appunto dei filmati e secondo me è una roba carina che anche la fa capire il sforzo che abbiamo fatto a costruire il tutto. Ecco. Allora, grazie mille Michele, sono sempre tan contenta di venire a vedere insomma queste nuove novità che le molto interessanti e noi ti auguro di avere davvero un futuro molto, molto ricco per questa associazione e per tutto l'allestimento. Grazie mille. Spero, grazie a voi. Ecco, adesso siamo qua al CEOD con due dei Tosat del CEOD che gli ha fatti i propri autoritratti che avevamo visto prima alla mostra e con Samuel che è uno degli operatori qua su. Allora, ciao Gianni, ciao Dennis.
Allora, ero tanto curiosa perché hai visto questi quadri della mostra ed ero proprio curiosa di sapere come che erano stati fatti e perché che li aveva fatti. Allora, Gianni, mi sai che ti sai spiegare come che gli è stati fatti questi quadri? Abbiamo fatto i teleri in falegnameria, poi abbiamo preso il lenzuolo in ospedale, li abbiamo attaccati sui teleri. Poi Ottavio ha disegnato l'autoritratto di noi e noi abbiamo colorato il ritratto. Hai capito? Beh, interessante, quindi l'Ottavio aveva fatto il disegno e voi avete deciso come colorarlo. E Dennis, dimmi in ti lo piaceste fa il tuo autoritratto, di sto che te lo pareste con i ta domanda te fa l'autoritratto? Beh, era emozionante e mi piaceste il fatto di contribuire a questo autoritratto più o meno. Ma ti piace lo pitturati? Sì, anche perché ho mia mamma che la pittura, che allora sì, sono anche mezzo artista allora. Beh, caspita, allora te eri sicuro? Sì. Ma una roba, mi sai che all'inaugurazione è stata fatta una presentazione particolare e mi piacerebbe che te me la spieghissi perché l'è stata proprio bella, mi l'hai vista, però chi l'ha che non l'ha vista che piacerebbe anche sapere che l'è stata fatta. Allora praticamente niente, siamo venuti fuori con le maschere bianche e dovevano andare da una persona a dire se voleva se conosce che non ne tirasse via la maschera. Sì. E le persone ve le tirate via la maschera? Sì, alcune sì, altre mi conosceva, però sì, sono stato emozionato. Sì, erano timidi magari. Sì. Allora, parlando invece in cimpi di voi di Son, e da quanto ti Dennis che te qua al CEUD? Quasi 10 anni. E come te cati tu? Ti piace lo? Sì, mi piace venire e fare ceramica, legatoria, falegnameria e vimini. Oh, cavolo, tanta produzione. Ti Gianni, quant'è lo che te qua? 19 anni. E ti piace lo a ti? Sì. E mi dici che avevi fatto qua, che vedo un po' non vede anche delle ceramiche? La mia sarei in falegnameria, ma Sì? qua ci sarebbero piatti, vassoi, E in falegnameria invece fai sto che? cesti e vassoi. Sgabelli adesso anche? Sgabelli. Possono fare sgabelli? Sgabelli. Oh, che bello! Allora, parlando di dei quadri che mi sono io proprio che mi domande come che avevi fatto a colorare. Dennis, mi spieghi tu il tuo come che ti ha fatto a colorarlo? Allora, appunto, come che diceva il collega prima, avevamo ciapà i telai e avevamo messo ora le stoffe dell'ospedale e dopo avevamo ciapà coi pennarei e avevamo pitturato e dopo l'Ottavio, l'operatore, la ciapà il sal, il grabuttador e dopo con l'acqua spruzza e dopo le veniva fuori il risultato come che aveva visto dalla mostra. Hai capito, ma l'avevi fatto prima o dopo che l'Ottavio il disegnasse la faccia? Dopo. Ah, dopo. E l'avevi scelto voi come fa, lo che colori fa? Sì, noi sì. E ti hai scelto dei colori particolari per qualche motivo? Perché a me mi piace l'artistico e mi piace fare come che avevi visto dalla mostra il mio autoritratto. E ti pare lo dessi proprio ti che l'ha sul ritratto? Sì, E la gente secondo te l'ha visto proprio te? Era contenta di vederti? sì, anche mia mamma e mia cugina. Sì. Allora, Gianni, Dennis, Samuel, grazie, siamo qua al CEUD e noi si salutano e grazie per quel che ne avevi spiegato la mostra che l'hai due in piazza De Agort, è stato davvero interessante, è stato, non per me, è stato proprio bello vedere questi quadri, infatti, cioè si capiva che eravate voi, insomma. Noi ci vediamo la prossima volta, grazie a tutti, sani.